Centro Anch'io, Centro Anch'io. Bentrovati amici, oggi vi raccontiamo la chiesa e la piazza di Santa Maria in Calchera. Centro Anch'io. La prima notizia certa di un edificio religioso in questo punto risale al 1125. In una bolla papale viene descritta una modesta cappella dedicata a Santa Maria della Visitazione. In questa zona della città, a sud delle mura romane, nel Medioevo sorgeva una fornace per produrre calce, chiamata Calcara o Calchera, da cui viene il nome di Santa Maria in Calchera, chiesetta del XII secolo. A causa di cedimenti strutturali ed ampliamenti, la chiesa ha subito diverse modifiche, prima nel 300, poi nel 500 ed infine nel 700, quando venne realizzata l'attuale struttura. La facciata, pur essendo settecentesca, è molto semplice e sobria. All'interno la chiesa custodisce opere importanti di Romanino e Moretto, tra cui una famosa cena in casa di Simone il Fariseo. Sentite un po' quello di oggi, potrebbe essere anche un insegnamento. È il Val de Pieux, en Franc, ciudad che in capital troat. Restate qui, fermi. Centro Anch'io. Allora, è vero che il Val de Pieux in France Ciudad che in capital troata, noi ora ci accingiamo a fare delle interviste, ma se dovessimo trovare un po' di soldi per terra, li raccogliamo. Andiamo. Tranquilla signora, lei va davanti a gustarsi il gelato e a farsi merenda che va bene così. Allora signora, lei il nome? Elena? Signora Elena, il Val de Pieux o de Pieux è in France Ciudad che in capital troat. Vero signora Elena? Sa tradurlo? Sì, vale di più un soldo sudato, faticato, guadagnato con la fatica, piuttosto che un tesoro, un capitale trovato per caso. Però se noi trovassimo anche qualcosa per caso, Sarebbe bene. non ce ne faremmo un dispiacere, no? Allora, vale di più. Qui parla di Pio però, né? Val de Pieux, de Pieux, o de Pieux, o de Pieux. È un francesismo. Vuol dire, sì. È il Val de Pieux in France Ciudad che in capital troat. Cioè, Sì, ha più valore. Ha più valore un franco che tu hai guadagnato col sudore che non capitale. Hai trovato però, insomma, capitale trovato per te. Allora, vale di più un soldo, un franco, Sì, un soldo, sì. ecco, che un capitale trovato. Una moneta, sì, cioè che cosa vuole insegnare questo motto? Che vale di più uno che ha sudato che l'altro che invece ha trovato. Così. Lei le ha più cose. sudato o ha più trovato? Ho più sudato. Quindi valgono di più. Sì, come no. Lei di Brescia? No, non sono di Brescia, io sono nata a Mantova, però ho sposato un bresciano, vivo a Brescia da 45 anni. E vive bene a Brescia da 40. Molto bene, mi piace perché è una città con vicino i laghi, le montagne, è un clima, diciamo, rispetto al mio della Bassa Padana molto più mite. Lei conferma tutto, no? Conferma. Beh, ovviamente, questa è la sua professione, confermare. Bravissimo. Senta, lei il signore invece come si chiama? Claudio. Claudio e? Marta, Claudio e Marta. Signor Claudio, è il Val de Pieux o de Pieux en France Ciudad che in capital troat. Al Troat. Esatto. Cioè? Vale più il denaro che hai conquistato con fatica e sofferenza che un capitale che ti è stato regalato o donato o ereditato senza merito. Ma quanti stranieri e soprattutto quante straniere ci sono a Brescia da Valencia? Valencia. Nome? Carolina. Carolina. E tu? Mari. Mari e Carolina. No, dico ma qui a Brescia. Estamos. No, dico a Brescia. Chico. Ah, no. No hay. No hay chico en Brescia. No hay chico en Brescia. Tenemos el corazón roto. No, e chi è stato a rompere il cuore a queste due fanciulle? Da Valencia. ¿El qué? Chi ha rotto il corazon? Un chico. De Valencia. De Valencia. Disgraziato che se ne venga a beccare. Les vamos a pegar a todos.
Bene, allora spieghiamo anche il proverbio di oggi. Il val de più in franchidat che in capital troat. Vale di più una banconota, una moneta, dei soldi sudati, guadagnati, che un'eredità, un capitale trovato. Insomma, l'onesto merito del lavoro ripaga sempre. Grazie amici per essere stati con noi anche in questa occasione. Alla prossima!